Forse ancora troppo presto per parlare di ultimo treno per i playoff in casa Pomezia, ma sicuramente perdere oggi significherebbe complicarsi e non poco il proseguo di stagione di fronte. Unità Service rinata che vuole allungare la striscia di risultati utili consecutivi e perché no rosicchiare anche qualche punto alle dirette concorrenti amici di Futsal TV. Benvenuti al Pala Lavinium di Pomezia, è la 19ª giornata del campionato di Serie A di Futsal. Oggi davanti a noi Fortitudo Pomezia e Ital Service Pesaro pronte a dare spettacolo con la sosta alle spalle ma con tanta voglia di far bene. Andiamo a presentare quelli che saranno i protagonisti del match. Notizia dell'ultima ora, fuori Micheletto, ha provato, ha fatto un test dell'ultima ora, non era al meglio già nella giornata di ieri, non ce l'ha fatta, al suo posto in lista il giovane Silveri. Dall'altra parte le assenze pesanti e vistose in casa Pesaro sono quelle su tutte di Michelin, poi del nuovo arrivato Moab, classe 2005 marocchino, che ha impressionato con l'impatto devastante nel campionato italiano. Certo, chi è presente oggi non sfigurerà. Vediamo quali saranno le scelte dei due allenatori, da una parte Maurizio Grassi, dall'altra Fausto Scarpitti. I marchigiani si presentano con Putano tra i pali, Tony Dandel, Murillo Schiocchet, Bavà e Caruso a completare il quintetto. Dall'altra parte Grassi si affida a Moliterno tra i pali, Esposito rimasto a Pomezia, sembrava tutta fatta con l'Italpol, invece rimane nella massima serie. Dudu, rientro dalla convocazione nazionale, Matteus e Michelangelo che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, è tutto pronto sul pallone. Caruso pronto a dare il via alle ostilità. L'ex Eco City, protagonista della maxi operazione che ha portato anche Barrichello in maglia Ital Service, con i saluti di uno dei migliori, se non il miglior pivot che ha visto il nostro campionato, ovvero De Oliveira. Si parte, Caruso, scarico su Tony Dandel, Schiocchet, palla lunga verso Vavà, imprecisa. Esposito, Michelangelo prova subito ad andare con i giri alti la Fortitudo. Esposito fuori da Dudu, prova il piazzato murato da Caruso, Dudu non la fa uscire, gioca con Moliterno in sicurezza, poi Esposito messo un po' in difficoltà. Grassi chiedeva una palla un po' più lunga. Vavà, Tony Dandel prova l'imbucata, palla in out, come potete vedere lo striscione dei sostenitori della squadra di casa, per molti una partita, per noi è la vita. A sottolineare quella che è la fase della Fortitudo, a +4 la zona play out, stacca per il momento la Pirossigeno che oggi gioca contro l'Olympus, quindi un'occasione in più per guadagnare margine. C'è da dire anche che arriva da 2 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa. Nelle ultime 5 ha vinto solo con Verona e Mantova, che sono le ultime 2 della classe. Serve qualcosa in più per una piazza che merita qualcosa in più. Errore di Dudu, ora in palleggio, prende i metri Pesaro. Vavà,
C'è il movimento di Murillo Schiocchet, si gioca dietro su Putano, che prova addirittura la conclusione con deviazione. Sarà ancora possesso per gli uomini in maglia viola. Tony Dandel sul punto di battuta, la scodella fuori verso Vavà, pallone impreciso che termina fuori. Meno di un minuto, più Pesaro di Pomezia, che forse è ancora rimasta ferma sui blocchi. Dudu, Michelangelo, Esposito, viene incontro ancora Michelangelo per duettare, poi la tiene sotto la suola da Mateus, movimento in banda, accontentato il servito del 14 che ora può sfidare Schiocchet. Attende Dudu e lo serve. Dudu 1 contro 1 con Vavà, sulle gambe il numero 6. Dudu sposta e calcia. Putano col primo intervento decisivo, poi Caruso la manda lontano e Michelangelo fa protezione su Vavà. Applausi di Mister Grassi. Michelangelo, cambio lato su Esposito, testa alta ancora dal 14. Esposito rischia, la perde. Caruso imbucata verso Vavà, prova a tornare da Caruso, sbaglia il tocco col destro e si dispera. Moliterno con le mani, Michelangelo, Mateus, ancora Michelangelo, si abbassa Esposito per ricevere. Michelangelo ha idee diverse, prova a cercare Mateus. Schiocchet, Tony Dandel col terzo pallone mal gestito. Mateus da Esposito, c'è Dudu a fare il pivot che ora appoggia da Mateus, forte addosso a Caruso, prova a ottenere il massimo, c'è il fischio, primo fallo. Michelangelo prova ad andare, ancora Michelangelo tutto solo, messo giù da Schiocchet con un fallo. Lo rivediamo, era andato via Michelangelo, tocco di Schiocchet decisivo. Dudu tocca per Ierai, forte col destro, molto molto largo. Putano con le mani, Tony Dandel. Vavà ha cercato Caruso, pallone torna a Putano che anche lui vorrebbe servire Caruso, anche lui impreciso. Moliterno mette il gioco su Michelangelo, faro in questi minuti iniziali per la Fortitudo. Molto probabilmente sarà così per la maggior parte della partita, non è un caso. Tanto passa Schiocchet e Moliterno in uscita col manone. Riesce a dire di no il numero 21. Tony Dandel, palla fuori, Schiocchet, decisivo ora Mateus, ha tremato retroguardia della Fortitudo. Michelangelo, Cesaroni, Michelangelo prova imbucata, Murato, il pallone torna a lui, Mateus, Michelangelo, calcia forte dentro, Schiocchet lo mura.
Matteus litiga un po' col pallone e con Juanfran, l'ex di giornata. Va da Schiochet e si infila, cercato. Indicazioni di Maurizio Grassi a Ierai, che prende in consegna Tony Dandel. Schiochet, Tony Dandel, gran palla di prima, di là, prova a passare André, stava arrivando anche Juanfran, rimane la splendida giocata del capitano di dal service Pesaro. 16:38, ha bussato dalle parti di Moliterno per 2 volte l'Ital Service, senza però far male Moliterno. Ierai da Gattarelli, chiedono 2 a Cesaroni, poi va a lungo. Raubo deve fare protezione su Tony Dandel, che scappa via. Ora Schiochet cerca André di ritorno. Juanfran perde il grip col parquet del Palavenium. Ora Tony Dandel, Schiochet, arriva Ierai con i tempi giusti. Schiochet duetta con Tony Dandel, poi cambio lato su André. Ancora il 21, Scodella su Juanfran. Gattarelli con esperienza. Moliterno da Cesaroni che cerca Raubo con un pallone molto complicato. Cenno d'intesa tra i due. Primi 5 minuti scarsi. Più Pesaro di Pomezia. Barrichello, cambio lato su Pires. Ierai in qualche modo passa, Gattarelli può spingere la transizione, un possibile 3 contro 2. Gattarelli forse perde tempo di giocata, anzi senza il forse, poi Ierai si ricostruisce, riesce a calciare col mancino, pallone alto, ma comunque applausi per il gigante spagnolo. Putano verso Juanfran, palla nella terra di nessuno. Raubo indica la via a Ierai, Ierai gioca su Moliterno. Ancora Raubo fa capire a Moliterno dove vorrebbe il pallone, c'è il break, torna a Barrichello e attenzione al numero 24. Juanfran la lascia a Barrichello. André impreciso, arriva Ierai, 3 contro 3. Ierai pensa alla conclusione, va forte col mancino, senza deviazione, anzi sì, angolo per la Fortitudo. Ierai forte dentro, palla fuori, Gattarelli col sinistro, murato da Barrichello. Moliterno con le mani verso Raubo, André prima, Barrichello scappa a Gattarelli. C'è un fischio ma solo per avvisare la rimessa. Poi chiarisce e placa gli animi il signor Pasquale Crocifiglio della sezione di Napoli, oggi coadiuvato da Luca Di Battista della sezione di Avezzano, al crono Gianluca Rutolo della sezione di Chieti. Pires, Juanfran, ancora Pires,
Duetta col 14, poi prova ad andare nello spazio, lanciato da Juanfran. Moliterno ha capito tutto e spedisce in out. Palla fuori, Barrichello ondeggia senza muovere il pallone come sempre, cerca la giocata in banda sul mancino, forte dentro Pires e in qualche modo Moliterno. Ierai, Gattarelli come può verso Cesaroni, arriva Juanfran, passa Juanfran in area, Juanfran sulla linea Raubo, Cesaroni, Gattarelli di là col destro, Putano addirittura gioca con i piedi, la palla continua a viaggiare, André, secondo palo, Juanfran con la punta, ancora Moliterno, ma c'è un fischio, gioco da terra di Juanfran. Primi lampi da una parte e dall'altra. Gattarelli, Mateus verso Raubo, che ancora deve giocare un pallone. Palla lunga, Caruso con la testa. 13:52 da giocare, Raubo ora al cambio, tutt'altro che contento. Michelangelo, Dudu da Bueno che prova a sfidare Pires, poi intercetta Barrichello, Bueno in qualche modo riesce a fermarlo e recupera il possesso per la Fortitudo. Michelangelo potrebbe cambiare su Bueno, poi preferisce andare da solo, destro senza deviazione. Si ripartirà da Putano. Moliterno, Bueno da Dudu, poi Michelangelo verso Bueno, ancora Pires a capire dove sarebbe andato il pallone. Caruso in qualche modo protegge l'uscita di Putano, che si fa male nel contrasto con Caruso. Putano, Tony Landel che è tornato sul parquet, cerca Caruso col tacco da Barrichello, Dudu prima, poi Bueno, punta al centro, scarica su Mateus, si muove Dudu, Mateus pensa anche alla conclusione, poi serve Bueno che fa protezione su Barrichello, la tiene sotto la suola il numero 11, ancora arriva l'ausilio di Dudu che sfida Belloni, Dudu lascia Bueno che può anche calciare, murato dal 24 e Michelangelo con calma da Moliterno. Poi Michelangelo rischia di combinare un pasticcio, trova Bueno che non la controlla.
Dudu, Mateus, Bueno, ancora da Mateus che prova ad andare in fascia su Caruso, recupera intelligentemente Vavà. Tony Dandel con un altro errore in impostazione. Non riusciamo ovviamente a raccogliere i dati per di più live, ma Tony Dandel è almeno al quarto errore in impostazione ed è sicuramente una notizia, e ciò non toglie comunque ad una prestazione più che attenta, come sempre, almeno fin qui, del capitano dei marchigiani. Mateus, Bueno, palla alta verso Dudu che appoggia da Michelangelo, spazio per andare ed inventare. Bueno con la suola da Michelangelo, destro largo. Belloni ha spazio per andare, serve Vavà verso il secondo palo, Molitierno copre bene, ha rischiato tantissimo la Fortitudo. Intanto terzo fallo e dal service rischiato a Belloni. Ierai, cambio lato su Michelangelo. Dudu, fallo di Michelangelo che poi scherza un po' perché Belloni non ha battuto il 5, diciamo, riappacificatorio dopo il contrasto. Tony Dandel rischia, ma l'ultimo tocco sorride proprio al capitano in maglia numero 5. Belloni da Tony Dandel, la rivorrebbe il 10, Schiocchet, va, la palla passa, lui no, fallo di Ierai, chiede subito scusa, viene anche ammonito il numero 4, è il primo a finire sul tabellino dei cattivi. Schiocchet, Tony Dandel pressato da Dudu, Putano la domestica col petto e poi gioca su Belloni. Schiocchet di prima verso Vavà con la testa intelligente per l'arrivo di Belloni che forse ha capito troppo tardi le intenzioni del 6. Cesaroni torna Vavà e strappa via il pallone. Vavà sterza, Cesaroni, Ierai, Esposito, Cesaroni a giocare in mezzo, deviazione di Juanfran. Raubo, prestazione anonima fino ad ora del capocannoniere della Fortitudo. Tony Dandel ancora impreciso in uscita. Cesaroni, quando abbiamo superato la metà della prima frazione. Ierai con la palla verso Raubo che riesce a calciare. Questo è Michele Raubo, ha toccato 1, 2, massimo 3 palloni, ma appena ha la possibilità, anche senza guardare la porta, la trova perché lo ha nelle corde il gol.
e impensierisce Putano. Ora Cesaroni al volo, larghissimo col mancino sulla palla servitagli da Esposito. Murillo, Barrichello, sfida Esposito, Barrichello, la sposta e prova ad andare, Barrichello da Tony Dandel, Juanfran, Barrichello, sale anche la spinta del Palavenium, Ierai sposta, prova ad andare, c'è il tocco di Juanfran, nulla secondo il direttore di gara. Allora Murillo, Juanfran con calma, Tony Dandel, Murillo, Juanfran si gira e va da Tony Dandel che sposta, Tony Dandel, area di rigore, si divora il gol del vantaggio. Tony Dandel che ha calciato solo con forza rivediamo la giocata. Juanfran a chiudere il secondo palo, non ha preso nemmeno la porta, ha chiuso gli occhi e ha sparato più forte che poteva. Si è salvata la Fortitudo. Dudu, Mateus prova ad andare in porta, conclusione senza anima del numero 26. Barrichello, Schiocchet, rischia un po'. Schiocchet, Barrichello, Schiocchet, Juanfran, palla alta, Molitierno da Raub che non controlla. 8:09 da giocare. Andrea litiga col pallone, la scaraventa via e c'è, se non vedo male, una richiesta di time out fischiato ora. E allora ad 8 esatti dalla fine della prima frazione, time out chiesto e ottenuto da Maurizio Grassi e ci prendiamo un minuto di pausa anche noi. Mateus, Gattarelli, si torna a giocare dopo il time out, rischia molto Gattarelli, Mateus poi la spara via. Molitierno, Mateus, Dudu, pressato, Murillo deve girare anche oltre Mateus che poi va in banda verso Raubo che non la tiene in campo. Barrichello, Schiocchet, litiga col pallone, Barrichello scodella, Putano con le mani può servire Juanfran, perso da Dudu che riesce a tornare con i tempi giusti ed evitare il peggio.
André forte verso il secondo palo, Moliterno è attento, Putano non la fa uscire, gioca su Barrichello nonostante la pressione di Matteus. Barrichello alza verso Juanfran, Tarelli prima del 14 la mette in out. Barrichello vuole isolamento, Barrichello ne supera uno, vuole il destro, Barrichello calcia, deviazione ed angolo. Adesso sì, angolo per l'Ital Service che continua a spingere. André fuori, Barrichello controlla, supera Dudu, Barrichello calcia forte, Moliterno riesce a parare ma non a bloccare, e poi Michelangelo la spedisce lontano. Putano da Caruso, sono visti poco, molto poco fin qui i due pivot, da una parte Caruso, dall'altra Raubo. Michelangelo riesce ad andare via, serve Gattarelli che prova a tornare da Michelangelo, tocco del 14 e rimessa Ital Service. André, Caruso viene incontro, rischia di perderla, Matteus e la sratica via, Matteus con la punta, largo. André, Matteus preciso in estirada, chiude il passaggio che stava arrivando a Caruso. André, Pires gliela porta via Gattarelli, 1 contro 1 con Putano che lo ipnotizza e allora siamo già di là. Caruso senza guardare verso Murillo, Bueno, chiesto l'1-2 a Michelangelo da Dudu. Non si chiude la triangolazione, serve una scintilla in casa Pomezia perché i ritmi sono molto bassi. Putano ora molto bravo su Gattarelli, ma fin qui è l'unica vera occasione per la Fortitudo dopo il lampo iniziale di Dudu. Michelangelo torna da Ierai, Bueno prova a sfidare Pires, Bueno va via in banda, Bueno col destro, Putano come può, poi Dudu che scudella verso Michelangelo, una prodezza del portoghese a 5:32, mette la testa avanti la Fortitudo con Michelangelo.
Si riprende a giocare dopo il gol e il time out di mister Scarpetti. Proprio poco prima del gol. Attenzione all'errore intanto di Ierai in uscita sulla pressione. Pires sposta, vuole andare in mezzo. Esposito fa protezione, la palla è uscita. E Moliterno lancia Cesaroni, cambio lato, torna con i tempi giusti André. Cesaroni da Esposito, Bueno ancora il 19, torna da Ierai, vediamo se gioca su Moliterno. Sì, un'azione già vista col Mantova, cercato il numero 4 che ha preso un colpo. Putano da Caruso, Ierai arriva prima. André, Caruso, cambio lato, va dentro da Barrichello che protegge su Bueno. L'ultimo tocco è il suo. Putano, la vuole Barrichello, contromovimento, poi va ad allungare, esce Moliterno, fallo di Barrichello. Esposito, Bueno, finta di scarico e poi va da Cesaroni che prova ad andare via in banda, per poco non passa. Barrichello, André, Murillo, Scodella verso André, Bueno lo segue e riesce con la testa ad accomodare per Cesaroni, che poi va da Moliterno, che poi torna da Cesaroni, che riesce a controllare, ma la palla è già uscita. Schiocchetto, Scodella, Mateus prima di Caruso. Barrichello, Murillo in banda verso Caruso, torna Cesaroni. Murillo, Barrichello, sgasa, va via, palla sul secondo palo, un altro miracolo di Moliterno a negare il gol del pari all'Ital Service. Ancora sul destro di Tony Dandel, che se in palleggio è stato un po' impreciso davanti, anche un po' sfortunato. Ora Barrichello in acrobazia, pallone alto, 3:45 alla pausa. Pomezia avanti col gol di Michelangelo. Bueno,
Mateus va a lungo nella terra di nessuno. Murillo, Caruso la tiene in mezzo a due, la perde e commette fallo, il quinto. Ha già giocato intanto la Fortitudo. Cesaroni, Putano palla fuori, Michelangelo ancora col destro. Barrichello sgasa su Esposito, serve Tony Nandel, forte con la punta, ancora a centimetri dal gol del pari. Molitierno verso Dudu, Schiocchet, Caruso come può, torna Gattarelli, Michelangelo prova a passare, poi Schiocchet, ora Caruso, 4 contro 3 possibile, Tony Nandel ce l'ha sul mancino, perde l'attimo, arriva Gattarelli che rifinisce, serve Putano che potrebbe anche uscire col pallone, preferisce giocarla lunga dove non c'è nessuno, si lamenta un po' Putano. Intanto torna Juanfran per gli ultimi 2 minuti e 37 della prima frazione. Michelangelo addomestica Gattarelli, cambio lato, Dudu contro Tony Nandel, arriva in ausilio Barrichello, Mateus sposta e calcia, colpito il 24. Dudu, non look da Mateus, Michelangelo, ancora Dudu, Michelangelo, Mateus, scarico su Dudu, Michelangelo rischia con l'imbucata, poi ci riprova una seconda volta, Dudu non scarica, va sul mancino, Juanfran torna preciso e va, Schiocchet, Barrichello, sfidato Mateus, Barrichello prova a passare in mezzo a due, chiuso. Michelangelo, Mateus, Gattarelli, Scodella, Dudu. Barrichello. Cambio lato su Schiocchet che non si intende con Juanfran, rinviene Dudu e gestisce il palleggio. Michelangelo prova a spostare, va cercando il destro Michelangelo, Juanfran rischia la frittata perché Pesaro è al quinto fallo. Dudu, Bueno, sposta, Bueno in porta! Ha raddoppiato Pomezia, ha segnato Lorenzo Bueno sul tutt'altro che preciso Putano. Juanfran verso Schiocchet, Michelangelo in out.
Barrichello, cambio lato da Schiocchet che sfida Dudu, prova a passare senza fallo, Dudu lo argina e poi scarica su Matteus in banda da Bueno. Barrichello, Tony Dandel, Murillo, Schiocchet, sfida Matteus, poi Tony Dandel, doppia suolata, prova ad andare, Bueno lanciato da Dudu, poi Michelangelo, sterza su Murillo, ancora Michelangelo sul mancino, Michelangelo, Putano come può, Michelangelo riesce a rifinire anche per Dudu, sposta, messo giù, non c'è nulla, Tony Dandel riparte, 2 contro 1, Tony Dandel di là, Murillo, Schiocchet perde l'attimo e poi rimessa per il dal service. Ammonito Gattarelli. Rivediamo il contatto tra Dudu e Murillo. L'arbitro ha lasciato proseguire. Poi non si riesce a capire cosa è successo dall'altra parte. Ciò che rimane sono i 2 secondi da giocare e una rimessa per il dal service. Tony Dandel forte sul secondo dove non c'è nessuno, per fortuna della Fortitudo. Finisce la prima frazione con qualche mugugno per intervento di Putano su Ierai. Comunque a riposo Fortitudo Pomezia avanti 2-0 sull'Ital Service. Tutto un secondo tempo da giocare, una partita ancora aperta nonostante i toni accesi del Palavigno. A tra poco.
Torniamo live dal Paladavinium di Pomezia, dove sta per riprendere la gara tra Fortitudo Pomezia e Italservice Pesaro. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa, con le reti di Michelangelo e Bueno. Si attende solo l'ok dei direttori di gara, che sta per arrivare. C'è qualcosa ancora che manca. Arriva ora, primo pallone mosso da Mateus, cercato poi da Michelangelo, palla che sfila. I quintetti sono composti da Putano, Schiocchet, Belloni, Barrichello e André per il Pesaro, mentre dall'altra parte Mister Grassi si affida a Moliterno tra i pali, Dudu, Michelangelo, Esposito e Mateus ad agire da pivot. Belloni cicca il pallone che sarebbe potuto diventare potenzialmente pericoloso. Intanto Dudu in banda da Mateus, Barrichello strappa, viene messo giù. Con fallo e giallo. Mateus. Murillo da Barrichello che può sfidare Esposito. Solito isolamento per il numero 24. Barrichello sposta, va col destro in porta, potente ma alto. Michelangelo, Mateus a due tocchi. Esposito da Dudu che prova a fermare il pallone ma lo perde. Poi Belloni da Putano, rischia con la giocata di prima su Barrichello. Barrichello, Belloni, scodella verso André, impreciso il 10. Esposito, Michelangelo, Moliterno pressato da Schiocchet, la manda il più lontano possibile. Sale la spinta del Paladavinium perché avverte il possibile ritorno dell'Italservice, una partita che andrebbe chiusa prima. Schiocchet a campo per andare da André, Schiocchet, Moliterno, André da Schiocchet, palla fuori, Barrichello controlla, vuole il destro, poi sceglie il piede meno forte, va da Putano, fischiato, Putano forte con deviazione, angolo.
André, palla fuori, Schiocchetta, ancora André. Matteus chiude, Murillo lascia lì, Belloni. Palla larga. Moliterno verso Dudu che è scappato via, Schiocchet, Dudu sterza, Dudu in area, Dudu, Putano con la testa addirittura, palla di là, Belloni, sta arrivando Barichello, Belloni alza la testa, va da solo, Belloni fino in fondo, Moliterno in due tempi. E poi Michelangelo. Cesaroni contromovimento, Michelangelo rischia un po', arriva Dudu, poi Cesaroni, ancora Dudu che la deve buttare via, se la alza, scaraventa lontano. Juanfran, Murillo, di prima da Barichello che protegge, sta arrivando André, servito, poi Juanfran, ancora Barichello che sfida Dudu, sta arrivando l'aiuto di Juanfran, Barichello forse va da solo, sì, sposta sul destro, poi dentro da André, messo giù, non c'è nulla, Schiocchet, la palla rimane giocabile, Dudu pasticcio, Juanfran non arriva ma siamo già di là, 3 contro 2, Cesaroni perde l'attimo, Dudu non vuole giocare su Michelangelo, preferisce gestire e allentare un po' i ritmi. Cesaroni, cambio lato da Michelangelo, impreciso. Barichello dentro da André, Dudu chiude come può. André, palla fuori verso Murillo Schiocchet che sfida Matteus, palla verso Juanfran, ancora Murillo, Moliterno in uscita. Sembra insuperabile oggi Francesco Moliterno, tanto la palla non è uscita. Barichello, cambio lato, Juanfran la tiene sull'arrivo di Ierai, scarica e poi Barichello prova ad andare da solo, è arrivato anche Ierai, Cesaroni a metà, la lascia lì, Juanfran con la punta alto, a un passo dal più classico dei gol degli ex. Ierai, Moliterno, palla lunga verso Michelangelo, Juanfran la alza, la palla non esce. Ierai, Toni Dandelli in anticipo, Cesaroni, Gattarelli e Ierai. Cesaroni cambio lato, Bueno con la punta da Ierai che la porta verso il centro, in banda c'è Gattarelli, Ierai prova ad andare da solo, la palla è uscita. Vavà duetta con Caruso, Juanfran, Toni Dandel, è andato via Juanfran, servito, gli taglia la strada Bueno, poi Juanfran lotta, fischiato ancora. Bueno, impreciso da Raubo. Juanfran, Toni Dandel, chiude tutto Gattarelli che spinge la transizione, chiuso, Toni Dandel aiutato da Juanfran che torna dal capitano, ancora Moliterno in uscita, ultimo tocco
del portiere della Fortitudo. Caruso, Juanfran prova a tornare da Caruso, subentra Bueno che riesce a guadagnare metri, anche la rimessa. Bueno, Gattarelli forte, angolo. Bueno, Gattarelli rischia un po', ultimo tocco il suo. Va verso Caruso, Gherahi ancora in anticipo. Toinandel a sparacchia fuori. Belloni, Toinandel da Caruso che la lascia a Toinandel, torna Raubo e palla in angolo. Va forte dentro, Caruso la spizza con la testa ma non inquadra il bersaglio grande. Bueno, verso Mateus. Non contento mister Grassi di come ha gestito questo possesso Lorenzo Bueno. Mateus da Molitierno. Raubo la vorrebbe addosso, Mateus la ottiene e poi palleggia con Bueno. Ancora Mateus. Gattarelli. Bueno sfida Belloni. Si appoggia ancora dal brasiliano, poi Gattarelli scodella, Caruso intercetta. Ultimo tocco del 16 in maglia bianca. Belloni. Toinandel. Putano. La scodella verso Belloni. Esposito. Erroraccio, Caruso in area, Caruso passa su Molitierno ma non riesce poi a calciare. Sarà rimessa dal fondo. Esposito. Bueno prova ad andare via Toinandel. Bueno pressato, rischia un po', la mette in out. (13:39) sul crono. Toinandel sul punto di battuta, palla forte dentro, imprecisa. Molitierno verso Raubo che fa protezione e scarica su Mateus. Esposito rischia un po', Esposito sulla pressione, Belloni controllo orientato, entra dentro al campo e decide
di scaricare su Vavà. Caruso ancora su Vavà, poi Belloni, pressione di Raubo, Belloni va a terra ma non c'è nulla, Tony Andel prova a passare, eccolo il fallo chiesto da Tony Andel, il secondo. Tony Andel, Caruso sotto la suola, gliela porta via Mateus, 3 contro 1 possibile, Dudu da Michelangelo sull'uscita di Putano, non riesce a superarlo e allora può giocare il dal service con Belloni che sterza, prova ad andare in mezzo a due, torna Michelangelo, poi Dudu, Moliterno e palla in out. Putano lungo su Moliterno. Tony Dandel con la testa. Caruso la ferma, attende l'arrivo del capitano. Poi André spara, ma colpisce Dodù. Caruso forte. André verso Caruso, tocco di Esposito forse con un braccio, si continua a giocare, Caruso fa protezione, Caruso riesce a passare, Dudu in seconda battuta, lotta ancora Caruso, ultimo tocco, Bianco. Murillo forte, Moliterno attento. Poi Michelangelo rischia un po' in uscita Dudu, cambio lato Mateus, sta arrivando Angelo, vuole servirlo subito Mateus, arriva Moliterno. Belloni, sterza e va da Murillo, André col tacco, da Caruso, palla verso il secondo palo, dove non c'è nessuno, metà della seconda frazione è quasi andata via, 11:42 per l'esattezza alla conclusione. Pomezia ancora avanti 2-0, Dudu rischia un po', Ierà in qualche modo, Esposito dopo uno stop eccezionale rischia di farlo bellissimo, Michelangelo recupera ancora Esposito, Michelangelo, Ierai, Dudu, Michelangelo col tacco, palla in out. Michelangelo, scarico, Dudu, Esposito, Ierai, Dudu, Esposito passa, torna anche Murillo, Putano con le mani, come sempre beccato dal pubblico di casa dopo l'episodio di prima frazione con Ierai, tanto Juanfran accorcia le distanze, il più classico dei gol degli ex a 10:45, Juanfran dopo la gran giocata di Barrichello controlla e calcia con la punta, togliendo il tempo a Moliterno. Dudu, Bueno, Ierai, palla dietro verso Dudu, colpito Barrichello sulla schiena, palla fuori, Ierai forte ma molto alto,
Barrichello. Murillo, ancora Barrichello. Juanfran. Murillo da André. Si muove Barrichello, servito Juanfran. In mezzo chiesto 1-2, Juanfran passa, Juanfran cambio lato. Ottiene angolo. Palla verso Juanfran. Dudu riesce a far partire Bueno. Barrichello gli taglia la strada legalmente. Schiocchet verso André, trova Ierai, poi Dudu, dopo il tocco in appoggio di Cesaroni, ancora Dudu, dal 19, sta arrivando Ierai, Cesaroni va da Bueno, ora dallo Spagnolo, poi di là da Dudu. Dudu va in porta, Putano para, poi Ierai, ancora viva l'azione della Fortitudo, Cesaroni prova a passare, ancora Barrichello. Putano con le mani verso Schiocchet, impreciso. E time out per Mister Grazia, 9:15 dallo scadere. Con il dal service che è tornato a contatto col gol di Juanfran. Si torna a giocare. Ierai prova a lanciare Cesaroni. Murillo. Controlla e lancia André. Gattarelli è in traiettoria. Poi Juanfran. Barrichello sulla doppia pressione. Murillo riesce ad orientare ancora Barrichello col destro. Moliterno attento sul primo. Secondo l'arbitro però la palla era già uscita, sarà solo rimessa. Ierai, André, Barrichello prova a proteggere, André 3 contro 3 possibile, André vorrebbe calciare, Cesaroni intercetta e poi guida il 2 contro 1, Cesaroni forte, Putano come può, poi verso André che protegge sull'arrivo di Ierai, ancora André, Schiocchet, arriva Barrichello che può sfidare Bueno, anche un po' stanco perché ha chiesto cambio, Barrichello ondeggia, vuole il secondo palo, Ierai prima di Juanfran, ultimo tocco di Juanfran. Cesaroni verso Mateus che riesce a giocarla su Michelangelo che la perde sulla pressione di Juanfran, poi Schiocchet, ora Juanfran, scarico su Tony Dandel.
Schiocchetti, Caruso. Si è mosso Juanfran, l'ha visto Murillo. Per poco non lo trova, sarebbero stati grossi guai per la Fortitudo. Moliterno con le mani verso Mateus che litiga con tutta la panchina avversaria. Belloni, Caruso, Tony Dandel prova a sgasare su Gattarelli, il campo è finito. Intanto è stato ammonito un componente della panchina. Forse il massaggiatore Battisti Matteo, ma non siamo sicuri. Caruso, Davava, cambio lato verso Caruso, ancora impreciso per questione di millimetri. Sta mancando un po' il tempismo all'Ital Service nella chiusura delle azioni. Michelangelo, lunga, dove c'è Putano, appoggia su Tony Dandel che prova a cercare Caruso. Gattarelli, Mateus, Raubo protegge su Tony Dandel, poi prova a tornare da Mateus, ci riesce. Gattarelli rischia un po' sulla pressione di Belloni, arriva Michelangelo a risolvere i guai, poi Raubo in qualche modo rischia su Tony Dandel, fallo di Raubo, il terzo di squadra, giallo solo per lui. Ammonito Michele Raubo e grossa opportunità per l'Ital Service a 6:30 dalla fine. C'è il fischio. Murillo, para Moliterno. Barrichello, cambio lato. Di là, Murillo, ancora un'occasione. Forse l'ha toccata Moliterno, anzi no. Michelangelo, palla nella terra di nessuno. È subentrata, credo, un po' di paura in casa Pomezia perché, come detto in apertura, perdere oggi significherebbe, anzi, complicarsi non poco il proseguo di stagione. Certo è vero, mancano tante partite, ma questa comincia ad essere una delle tante partite cruciali che dovrà affrontare la Fortitudo, come scritto poi nello striscione che vedete ancora esposto. Per molti una partita, per noi la vita. Michelangelo ora lotta, Caruso messo giù, Vavà, Caruso la tiene, Caruso col tacco, poi Mateus, Putano, Tony Dandel, scarico su Vavà, si muove Caruso, guadagna Belloni che poi scarica. Caruso prova ad ammortizzare con la testa su Tony Dandel.
La rimessa è viola. Ultimo quarto di tempo che sta per scoccare, 5:15 alla fine. Tony Dandel, palla fuori, va col destro, palla alta. Moliterno, Dudu rischia Caruso da Barrichello, Moliterno con un paratone salva risultato stradecisivo. Francesco Moliterno a 5:03 blinda il 2-1. Michelangelo impreciso nel cambio lato. Murilo, Barrichello da Caruso, anticipato da Mateus. Barrichello sfida Dudu, va sul destro, Barrichello con la punta, deviazione e calcio d'angolo. Palla fuori, Barrichello sposta, Barrichello verso il secondo palo, Mateus in chiusura. Murilo, palla che era arrivata a Tony Dandel. Bueno, sterza e va da Mateus, poi Cesaroni, si infila alle spalle Dudu, ma Tony Dandel ha capito tutto. Murilo, Barrichello, Caruso con la punta, Mateus chiude. Dudu, arriva la pressione. Bueno da Dudu che orienta e scarica su Mateus. Palla nello spazio per Bueno che la protegge. Bueno va da solo, Putano la blocca. Poi Tony Dandel, poi Barrichello prova a sgasare su Bueno. Palla a metà su Murilo. Di là Juanfran taglia Barrichello, arriva Tony Dandel. Prova ad andare da solo su Bueno, si allunga troppo. 3:34. Dudu, Cesaroni, Daglierai, palla nello spazio, ma Bueno non può arrivare. Putano su Tony Dandel, chiede time out mister Scarpitti, forse per preparare il portiere del movimento. Barrichello, colpisce Ierai, mette fuori. Putano, Juanfran da André. Murilo, cambio lato su Barrichello, la protegge il numero 24. Sta arrivando Murilo, Barrichello sotto la suola, braccato da Ierai, Barrichello la tiene, poi scarico su Juanfran che va in porta, Moliterno si allunga e la tiene in campo. 2:40 allo scadere, Moliterno lungo da Cesaroni,
protegge, rischia di perderla sulla pressione di André, riesce a trovare Ierai, poi Dudu, ancora Ierai, chiede palla a Cesaroni, la gioca e la scambia con Dudu, poi nello spazio la lascia sfidare Putano perché c'è time out a 2:17 dallo scadere. Vediamo cosa preparerà Fausto Scarpitti per provare a riprendere la fortitudo. Ultimo tocco bianco e allora portiere di movimento per il dal service Pesaro, Caruso con la maglia di Putano. Murilo, Barrichello da Juanfran, Barrichello, poi André, poi Murilo, chiama la giocata André, Murilo, Barrichello, Juanfran, la rotazione, Mateus, ultimo tocco di André che viene anche ammonito. André. Molitierno, lungo verso Ierai, che arriva in qualche modo prima di Barrichello, la tiene Ierai in mezzo a tre, poi la lascia ad Esposito. 1:35, Murilo, 90 secondi da ora, Schiocchet, Caruso, ancora dal 21, Barrichello, André, Caruso, poi Barrichello, cambio lato, Ierai intercetta. Murilo, Barrichello, ancora da André, Murillo va a giocare in mezzo, André lo cerca con lo sguardo, poi va da Caruso col pallone, ora Barrichello, cambio lato, Juanfran, ancora Barrichello, chiedono rapidità dalla panchina, Caruso, braccato da Mateus, Barrichello, chiama giocata, entra Murilo, calcia Barrichello, Mateus, poi Molitierno, e allora Dudu, da Ierai, non c'è portiere, c'è solo Caruso, Ierai fino in fondo. La rimessa è per la Fortitudo. 28 secondi alla fine.
Mateus fa protezione, scarico su Moliterno che la alza, la palla non è uscita, allora Juanfran, il break, palla su Barrichello, sta arrivando anche Caruso, Barrichello litiga col pallone, la rimessa è bianca. (12 secondi allo scadere). Palla lunga verso Dudu che non controlla. Caruso. Barrichello, forse l'ultima azione della gara. Barrichello va via, Barrichello fino in fondo, Barrichello col destro, palla larga. E sentitelo, il Paralavinium. Un secondo allo scadere. Moliterno la rimette in gioco. Suona la sirena, titoli di coda. Torna a sorridere la Fortitudo di Mister Grassi che batte 2-1 l'Italservice Pesaro e ottiene 3 punti importantissimi per la corsa ai playoff. Prendiamo la linea dal centro del Paralavinium, immediato post gara di Fortitudo Pomezia Italservice Pesaro. Siamo con il mister dell'Italservice Pesaro, Fausto Scarpitti. Allora mister, intanto congratulazioni, perché so che proprio questa settimana hai conseguito la seconda laurea in sport e management. So che immagino che avresti voluto festeggiare in maniera diversa. Una sconfitta che però non toglie nulla alla prestazione della tua squadra, che specialmente nella seconda frazione ha fatto vedere ottime cose. Grazie per i complimenti innanzitutto. Sì, sono d'accordo con la disamine. Alla fine la vittoria del Pomezia ci può stare perché è stata una partita decisa dagli episodi, ma credo che per la mole di gioco fatta, le occasioni avute, Moliterno migliore in campo, chiaramente anche Putano è stato molto bravo, però è chiaro che abbiamo creato credo qualcosa in più e almeno il pareggio l'avremmo meritato. Però ci sta, le partite sono così quest'anno, sempre molto equilibrate. Oggi hanno deciso degli episodi, va bene così. Un Italservice che comunque in questa seconda parte di stagione sta facendo vedere sicuramente cose diverse rispetto all'inizio del campionato. Probabilmente si vede sempre di più la tua mano. Diciamo che è una sconfitta che arriva in un periodo comunque positivo da parte della tua squadra. Sì, assolutamente, la prestazione di oggi secondo me è in linea con quelle precedenti. La squadra ha giocato bene, ha dato il massimo. Secondo me, ripeto, eravamo assolutamente in gara, il portiere in movimento non siamo riusciti a farlo per molto purtroppo perché non ci sono capitate molto le occasioni, ma rimane un periodo prestazionale molto positivo. Speriamo di riprendere a fare punti già da venerdì prossimo. Prima di salutarti, una cosa che oggi non ti è piaciuta? Ma sinceramente soltanto le due situazioni dei gol e qualche altro tiro che abbiamo preso subendo magari qualche blocco di troppo, perché lo sapevamo, l'avevamo preparato in un certo modo, purtroppo ci sono state anche delle conclusioni degne perché poi segnare insomma a 10 metri non è mai facile. E allora ringraziamo mister Fausto Scarpetti e aspettiamo chiaramente ai nostri microfoni Maurizio Grassi, che sta ricevendo l'abbraccio del pubblico di Pomezia.
E allora ci ha raggiunto ai nostri microfoni un soddisfattissimo Maurizio Grassi, che si è andato a prendere l'abbraccio più che meritato da parte del suo pubblico. Mister, la prima cosa che mi viene da chiederti è quanto serviva questa vittoria? Ma vincere serviva tantissimo per raggiungere il nostro obiettivo, poi farlo così con il cuore nel secondo tempo, con un secondo tempo così siamo calati fisicamente un bel po'. Però col cuore, con la voglia siamo riusciti a portare a casa un risultato importante contro una signora squadra. Partita davvero importante da parte della tua squadra, ma primo tempo sublime dove la Fortitudo non ha sbagliato praticamente nulla. No, non sono d'accordo, il primo tempo abbiamo fatto qualche errore, ma abbiamo fatto un ottimo primo tempo di grande intensità, di buonissima qualità e il risultato è quello che è. Abbiamo sbagliato anche un paio di gol che potevamo fare, però anche loro ci hanno avuto qualche occasione al primo tempo. Il 2-1 di Juanfran ha riaperto chiaramente una partita che sembrava quasi incanalata. Quanto sei soddisfatto della difesa sul portiere di movimento, dove veramente in quegli ultimi 2 minuti e mezzo la squadra ha dimostrato di esserci e come? No, sono molto soddisfatto, in quei 2 minuti e mezzo abbiamo sofferto poco e niente, a parte le 2 giocate col blocco con Barrichello che è uscito dal blocco, che lì è un pochino più complicato marcare, ma dobbiamo essere più intelligenti anche per rischiare ancora meno, però no, ai ragazzi non posso proprio dire niente, posso dire solamente un grazie. Ricordo che ancora siamo senza uno dei giocatori più importanti della Serie A come Murillo, Raubo non si è mai allenato, Micheletto fuori. Posso dire solamente grazie a quello che stanno facendo soprattutto durante la settimana. Mister, oggi una vittoria contro una delle squadre più titolate d'Italia, che ha lasciato il testimone a una squadra dove si è andata ad affrontare in trasferta venerdì sera, che è l'Eboli. Settimana importante, 3 punti che rilanciano però una Fortitudo per un obiettivo dove veramente ci avete sempre creduto tutti. Sì, sono venuto qui, quando mi hanno chiamato sono venuto qui e c'era un obiettivo chiaro. Quello ci siamo prefissati, quello dobbiamo raggiungere. Andiamo a giocare in un campo difficilissimo come quello di Eboli, non venerdì ma sabato sera. Però come ho sempre detto è nella mia natura, andremo lì a giocarci le nostre carte, perché in questo momento non possiamo più sbagliare, non ce lo possiamo permettere. Troppi errori prima abbiamo fatto, ora anche queste partite per far vedere che qualcosa è cambiato, dobbiamo vincere anche in questi campi così complicati. Prima di salutarti, una cosa, la cosa che ti è piaciuta di più oggi? Il gruppo, mi è piaciuto il gruppo, mi è piaciuto la voglia che hanno avuto di faticare tutti insieme, di sacrificarsi, quello è la cosa che mi fa più gioia. Allora ringraziamo mister Maurizio Grassi. Ringraziamo Alessandro Bellardini per i soliti contributi dal campo post partita. Ringraziamento mio va a tutti voi che ci avete seguito, chi prima, chi dopo, chi durante. Un abbraccio, come di consueto, ci risentiamo qui sempre su Futsal TV.